Buonasera a tutti, sono stati appena resi noti i risultati della votazione degli iscritti al Movimento 5 Stelle in merito al governo Draghi. Il sì ha vinto con il 60%, per cui il governo Draghi a breve partirà. Io ho un grandissimo rispetto per la decisione degli iscritti, al di là di quello che si possa pensare sulla scrittura del quesito. Io reputo gli attivisti e gli iscritti e coloro che votano nel Movimento 5 Stelle persone raziocinanti, che hanno fatto le valutazioni in maniera autonoma, persone per bene, che non si lasciano influenzare da Tizio Caio o Sempronio. Ognuno di noi si è speso seguendo determinate convinzioni e il sì ha vinto al 60%, punto. Per cui zero polemiche. Allo stesso tempo dico in assoluta onestà che le decisioni si possono e si devono rispettare quando le decisioni di una comunità si possono anche accettare quando una persona non si trova d'accordo, e anche in questo caso io le accetto, però non riesco a digerirle. La mia coscienza politica non ce la fa. Stavolta non ce la faccio. Da diverso tempo non sono in accordo con alcune scelte del Movimento 5 Stelle. È più che legittimo, la vita non ha niente di grave, soltanto che io non posso far altro che farmi da parte. Quindi da ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle, anche perché in questo momento il Movimento 5 Stelle non parla a nome mio, e questa è l'assoluta verità. Ce la posso mettere tutta per impegnarmi, come ho fatto in passato, a difendere determinate scelte che magari non ho condiviso. Questa scelta politica, appunto, di sedersi con determinati personaggi, in particolare con partiti come Forza Italia, con un governo che è nato essenzialmente per sistematizzare, per quanto mi riguarda, il Movimento 5 Stelle, e buttare giù un presidente per bene come Conte, io questa cosa non riesco proprio a superarla. Per cui, come vi ho detto, non posso far altro che da ora in poi parlare soltanto a nome mio e farmi da parte, punto. Se poi un domani la mia strada dovesse incrociarsi di nuovo con quella del Movimento 5 Stelle, vedremo, dipenderà esclusivamente da idee politiche, atteggiamenti e prese di posizione, né da candidature o da possibili ruoli. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i miei ex colleghi. Con moltissimi di loro i rapporti sono molto buoni, soprattutto in queste ultime settimane, che abbiamo recuperato una serie di rapporti nonostante oggi siamo in disaccordo, appunto, su scelte politiche. Gli faccio un in bocca al lupo per questo terzo governo di questa legislatura, e ringrazio anche Beppe, perché in politica si dice sempre che la gratitudine sia il sentimento del giorno prima. Per me sarà anche il sentimento dei giorni a venire, perché gli sono molto grato. È lui che mi ha insegnato a prendere posizione, anche a prendere delle scelte controcorrente, e oggi non posso far altro, perché proprio non ce la faccio ad accettare un movimento che governa con questi partiti, anche, per l'amor di Dio, con le migliori intenzioni del mondo. E nulla, mando anche un saluto a tutti gli iscritti e agli attivisti che mi hanno supportato, con i quali abbiamo fatto tantissime battaglie. È stata una bellissima storia d'amore, piena di gioie e battaglie vinte, anche con diverse delusioni e qualche battaglia disattesa o persa. Però questa è la politica, ripeto. Io non posso andare veramente con tutto l'impegno del mondo, non posso andare avanti, non posso, diciamo, non considerare determinate mie opinioni, determinate mie convinzioni politiche, che poi potrò cambiare in futuro, magari mi auguro di sbagliarmi su questo governo, però non posso proprio andare contro la mia coscienza. Per cui vi saluto e a presto, e un abbraccio a tutti quanti voi.